Cari italiani, care italiane, ben ritrovati in questo nuovo videomessaggio. Oggi, 2 giugno 2020, D della Repubblica Italiana, ho deciso di fare questo discorso per poter comunicare con il più alto numero possibile di voi le parole che ora pronunzierò in merito alla cosa pubblica. Si sa che i tempi che stiamo vivendo sono molto duri e si sa che il futuro a noi prossimo sarà tutt'altro che roseo. Andrà tutto bene, si diceva ingenuamente, ma cosa vuoi che possa accadere, dicevano altri. Il vero virus presente nella società è un altro, dicevano altri ancora. Ma a quanto pare così non è stato. Il Covid-19 è stato lo spartiacque tra un'epoca ed un'altra. Esso da una parte ha messo in evidenza tutti i difetti dell'attuale classe dirigente italiana e dall'altra invece ha mostrato chi sono i veri eroi della nostra società, senza i quali non potrebbe esserci alcun paese. Come già detto, nella giornata di oggi si celebra la nascita della nostra Repubblica, la quale nacque dopo un grande e terribile evento epocale, che stabilì un nuovo mondo, diverso dal precedente, ed è proprio a causa del grande e devastante impatto che questa pandemia ha avuto sulle nostre vite che posso affermare che oggigiorno la Repubblica che finora abbiamo conosciuto entra nei suoi ultimi giorni, poiché qualsiasi sarà la strada che essa imboccherà in futuro non potrà più essere quella che fino ad ora abbiamo percorso. Anche in questo caso la strada da percorrere per il futuro si apre in due. Da una parte abbiamo la possibilità di ignorare il mondo che ci circonda fino a quando non diverremo succubi di qualcun altro, e dall'altra parte invece abbiamo la possibilità di rimboccarci le maniche e insieme ricostruire quel paese simbolo della civiltà e dell'uomo. Tiriamo fuori dunque i nostri 1000 talenti che ci hanno resi unici ed inimitabili nella storia ed usiamoli per ricostruire la nostra Repubblica. E solo quando si vive in un incubo che torna il desiderio di sognare, quindi ricominciamo a sognare assieme e ricostruiamo questo nostro paese. Grazie per aver ascoltato il mio messaggio e a presto.